E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento una perla della rosticceria palermitana. Sto parlando dei calzoni fritti. Per chi non lo conoscesse, il calzone fritto è uno di quei classici della rosticceria palermitana. La rosticceria palermitana, tutte le altre rosticcerie, non è intesa come il pollo allo spiedo o dei rosticini vari, ma la rosticceria palermitana fondamentalmente ha una base di pasta brioche, anzi, per meglio dire, mienza brioche, e poi farcita con dei condimenti veramente molto fantasiosi. E io oggi dedicherò questo video ad un elemento della rosticceria palermitana, appunto il calzone. Questa tipologia di rosticceria a Palermo si usa mangiare la piccolazione. Voi immaginate, pranzo e cena, cosa potremmo mangiare noi adesso? Come dico sempre, bando alle ciance, tuffiamoci all'interno. Occorre una planetaria, perché se può un passare a mano, ragazzi, ma avete fatto un mazzo quanto una casa, poi fate quello che volete, per carità, io ho le tecnologie e le uso. Inseriamo tutti gli ingredienti all'interno della planetaria e partiamo con una bella impaisata. Non vi preoccupate, tutte le grammature e il ricettario scritto lo trovate giù in descrizione, chiaro? Quindi non state lì a impazzire, a commentare, inserisco il gancio e dentro giù, prima la farina, strutto e zucchero, e poi in una caraffa faccio sciogliere l'acqua e il lievito di birra, ma nel frattempo comincio ad amalgamare questi ingredienti. Velocità 1. Sciolto il lievito nell'acqua, lo inserisco all'interno dell'impasto. E in ultimo il sale. Facciamo incordare per bene. Perfetto, l'impasto si è incordato, adesso lo trasferisco sul piano da lavoro e lo comincio a lavorare. Ne ricaverò poi delle piccole pagnotte da circa 100 grammi, poco più, poco meno. Facciamo qualche piccola piega. E poi bilancia e facciamo, come vi dicevo, delle pezzature di intorno ai 100 grammi. Effettuate queste pezzature, cominciamo a fare la pirlatura. Facciamo delle piccole palline e le teniamo da parte. Li facciamo riposare 10 minuti e durante questo riposo di 10 minuti, che la pasta comincia un attimino pure a rilassarsi perché è stressata ovviamente dalla preparare la farcia. La farcia non sarà nient'altro che della provola o scamorza affunicata. Si usa mettere la mozzarella, solitamente una mozzarella povera d'acqua, quindi molto ma molto asciutta, e del prosciutto cotto. Io oggi userò della provola affunicata e del prosciutto di Praga, che ha quel sentore di affumicato, quindi sinceramente il connubio secondo me è perfetto, ma lì ovviamente fate come più vi aggrada. Ad onor di cronaca, il calzone fritto palermitano nasce mozzarella e prosciutto. Quello che faccio io è una piccola variante a gusto mio, ma sono certo che se la piacerà da impazzire. E ovviamente, a proposito di piacere, se il video vi sta piacendo mettete un like e condividete, in maniera tale da far crescere la pagina, e io non posso che ringraziare. Se ancora non l'avesse fatto, è invitato ad iscriversi al canale e cliccare sulla campanellina, sempre per essere aggiornati su tutte le novità. Questa è una di quelle ricette che andrà nella playlist di Street Food Palermitano, la trovate nella mia homepage, quindi troverete le iris, troverete il pane kami, il pane e panella, insomma ne troverete tantissime di ricette che sono certo che vi piaceranno. Adesso me la preparo a guanza e poi continuiamo la ricetta. Prendo un pezzo della mia scamorza, ne ricavo una porzione generosa, gli do una forma, ok? Poi fetta di prosciutto e lo avvolgo nella fetta di prosciutto. Questa poi sarà la farcia di nostri calzoni fritti. Bene o male, la misura è quella. Ovviamente, se volete un effetto filante wow, siate generosi con la provola affumicata o con la mozzarella, altrimenti non avrete questo effetto filante e goloso. Finisco di preparare la farcitura e continuiamo la ricetta. Perfetto, abbiamo preparato la farcitura, adesso andiamo a stendere i nostri panetti. Un po' di farina sul banco da lavoro, un panetto, mattarello e diamo una forma ovale.
Benissimo, una volta che ho disteso i miei calzoni, adesso li devo andare a farcire. Molto semplicemente ne metto uno al centro, prendo una delle mie farciture e la inserisco all'interno del calzone. Lo chiudo su se stesso e lo sigillo con un po' di uovo battuto, ma adesso vi faccio vedere bene da vicino tutta la procedura. Centro il condimento, uovo e chiudiamo. Perfetto, i nostri calzoni sono belli chiusi e sigillati. Adesso, prima di farli lievitare, li andremo a panare. Avete capito bene? Io i calzoni fritti i pano, perché mia. Se il calzone fritto non è panato, non è calzone fritto. Una panatura molto leggera che sarà a base di acqua e pan grattato. Avete capito bene? Ma adesso vi faccio vedere bene. Acqua fredda in un contenitore e pan grattato in un piatto. Prendiamo il nostro calzone, lo andiamo ad immergere totalmente, facciamo andare via l'acqua in eccesso e lo andremo a tuffare nel pan grattato e lo paneremo tutto quanto. Facciamo andare via il pan grattato in eccesso, eccolo qua. Lo andiamo a mettere in una placca foderata da carta forno e lo facciamo lievitare almeno un'oretta. Nel tempo che lievitano mi do una bella sbarazzata perché fare un campo di battaglia. Ci vediamo tra un'ora. Aracio, un'ora per me. Per voi soltanto pochi secondi, quindi non andate via perché poi li andremo a friggere. Perfetto, i nostri calzoni sono lievitati. Adesso una bella padella con abbondante olio di semi, portiamola a 180 gradi e andiamo a friggere. Bella